Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì facciamo vedere un po' come siamo organizzati con i vari lavori che dobbiamo fare. Ormai la vendemmia è imminente, magari questo video uscirà quando saremo già alle prese con la vendemmia, e nel momento in cui stiamo registrando siamo verso fine agosto e seconda metà di agosto, e ci stiamo preparando appunto per questo momento molto importante per noi. Diciamo, in questo video vi facciamo vedere un po' come ci prepariamo noi per la vendemmia, le manutenzioni che dobbiamo fare e i preparativi che dobbiamo appunto applicare per i nostri mezzi, per mettere nelle condizioni poi di lavorare al meglio e darci la soddisfazione appunto di una vendemmia magari molto stressante, però insomma allo stesso tempo operativa su tutti i fronti che siamo chiamati appunto a rispondere. Ecco, l'anno scorso avevamo fatto anche un video durante un giorno di vendemmia per farvi vedere come siamo organizzati noi. Diciamo che tutti quegli attrezzi che un po' avete visto che abbiamo usato durante i giorni normali appunto di vendemmia sono quegli attrezzi che in questo momento dobbiamo appunto tirare fuori, mettere in ordine e metterli nelle condizioni di lavorare al meglio. Prima regola importante per la vendemmia è la pulizia, per cui i vari attrezzi, o se sono stati a riposo diciamo per alcuni mesi o se sono stati usati per altre mansioni, vanno puliti, vanno messi in ordine, vanno diciamo puliti anche con l'acqua, con l'idropulitrice, in modo tale che siano poi adatti appunto a fare questo lavoro molto importante per noi durante la nostra vendemmia di quest'anno. Il primo attrezzo che abbiamo tirato fuori è il nostro rimorchio. In questo caso è uno dei 3 rimorchi che usiamo in genere in vendemmia. In questo caso è un rallato dei Donè. Dobbiamo prima di tutto andarlo a pulire con la nostra idropulitrice. In questo caso useremo acqua fredda perché ovviamente essendo sia ferroso e verniciato cerchiamo di rispettarlo al massimo, nonostante abbia già diverse vendemmie sulle spalle, ma per noi è uno tra i rimorchi fondamentali. E in questo caso poi applicheremo il telone in modo tale da andare a ricevere le uve nel modo corretto, essendo questo non in acciaio, quindi avrà un telone adatto per uso alimentare. Poi andremo a ingrassare i vari punti, andremo a ingrassare la ralla e lo metteremo appunto in posizione da partire. Il secondo rimorchio invece questo è una cap, è più piccolina come portata rispetto a quella dei Donè. Anche questa dovremo andarla appunto a pulire, a metterla nelle condizioni. Qua avevamo portato via dei pali, avevamo trasportato dei pali, per cui la pulizia sarà anche un po' più profonda, e in più, come vedete, dovremo andare a preparare anche le sponde in modo tale che poi possiamo anche qui applicare il telone alimentare, andare a ingrassare, metterla in condizioni poi di trasportare la nostra uva. Ecco, adesso una volta che l'abbiamo pulita procediamo con l'ingrassaggio dei vari cuscinetti in modo tale da buttare fuori eventualmente l'acqua che è penetrata e soprattutto lubrificare bene tutti i cuscinetti in modo tale che durante poi la vendemmia il rimorchio sia ben lubrificato, tutte le varie componenti che vadano a essere ben lubrificate e usurarsi meno, quindi balestre, la ralla, tutte le varie componenti che appunto necessitano di lubrificazione. Ecco, la peculiarità che hanno questi rimorchi, quindi la dei Donè e la cap, quindi quella azzurra e quella verde per intenderci, rispetto al Dumper, la vasca diciamo di acciaio, oltre appunto a dover inserire il telone, ecco, quella grossa differenza, ovviamente differenza di portata, è il fatto che questi 2 rimorchi hanno la ralla anziché diciamo le ruote, quindi gli assi posteriori. In questo caso hanno i 2 assi posteriori, cioè un asse posteriore e un asse anteriore, e diciamo, il movimento
di sterzo della carretta avviene attraverso la presenza della ralla, che permette quindi dopo di seguire la traiettoria che fa il trattore. Ecco, praticamente i rimorchi rallati sono strutturati da, diciamo, un telaio principale che è portante, ovviamente, è il telaio su cui dopo appoggia tutto il peso, se vogliamo, del cassone, del rimorchio, di tutto quello che si può trasportare, del pianale di carico, quello fosse un pianale. Sotto è posizionato un secondo telaio che finisce, diciamo, termina anteriormente con il cosiddetto timone, che è quello che poi viene agganciato al trattore. Ecco, questi due telai sono collegati tra di loro, sono interfacciati tra di loro da uno snodo circolare abbastanza ampio, poi ovviamente più sono grandi i rimorchi, più sarà grande anche lo snodo, il quale serve appunto per mettere in comunicazione i due telai e soprattutto permette di andare a muovere le ruote anteriori, le quali sono attaccate su un asse attaccato al telaio collegato al trattore, quindi collegato al timone, in modo tale che quando girerà il trattore le ruote anteriori, quindi l'asse anteriore, è libero di andare a seguire il trattore e quindi poi trascinare attraverso la manovra che compirà il trattore anche tutto il resto del rimorchio. Ecco, questo snodo, che diciamo viene chiamato ralla, e questo sistema di rimorchi vengono chiamati rimorchi rallati proprio per la presenza della ralla, ecco, deve essere ingrassato periodicamente proprio perché ci sono degli attriti che dobbiamo cercare di ridurre a zero, quindi deve esserci sempre del grasso, e in modo tale che quando ogni manovra che farà il trattore sia in retromarcia che in avanti e durante le curve verrà sempre, diciamo, agevolato questo movimento, evitando la maggior parte degli attriti che si possono venire a creare. Ecco, un'altra differenza che abbiamo tra questi tipi di rimorchi rallati e l'altro, per esempio la nostra vasca dumper con le gomme, in quel caso gli assi tutti spostati verso il posteriore, è il fatto che in questo caso andremo ad appoggiare su 4 angoli del rimorchio tutto il peso che avremo quando, per esempio, il rimorchio, la vasca è piena. In questo caso quindi avremo ogni pneumatico che scaricherà a terra, e questo peso che viene scaricato a terra è distribuito in modo equo su ogni angolo, diciamo, del rimorchio, per cui si andrà a scaricare veramente poco o niente sull'occhione del trattore, a differenza invece della vasca dell'uva che abbiamo con il rimorchio tipo dumper, quindi carico più sul posteriore. Ecco, questo discorso, diciamo, della distribuzione dei pesi nel rallato si vede benissimo in questo rimorchio, ovviamente in questo caso è un rimorchio rallato, e si vede bene perché non è attaccato a nessun trattore il timone, siamo su un piano e diciamo il rimorchio non ha bisogno di alcun piedino di appoggio, perché ovviamente abbiamo i 4 pneumatici che scaricano a terra il peso. In questo caso ovviamente il rimorchio è vuoto, quindi è più leggero, ma qualche quintale pesa sicuramente, per cui è evidente anche da questa situazione qua, se prendo in mano il timone è leggero, per quanto possa essere un timone comunque fatto di ferro, però non carica nessun peso del rimorchio sulla mano, mentre ovviamente caricherà il peso del materiale che è fatto il timone, ma il rimorchio è stabile, mentre nel caso dei dumper o comunque della nostra vasca, che presenta i 2 assi posteriori, necessita di un piedino. In questo caso è un piedino che si può azionare con un distributore idraulico, ma anche fosse meccanico non importa, ha necessità di un piedino nel momento in cui si va a sganciare dal trattore, proprio perché ha bisogno di scaricare del peso sul timone. Adesso andiamo a ingrassare la ralla. Allora, adesso che abbiamo finito le operazioni di ingrassaggio, andiamo ad abbassare il pianale, mettiamo una catena di rinforzo per le sponde e poi siamo pronti per applicare il telo, per poi andare a conferire le uve quando saremo pronti di iniziare la vendemmia. Ecco,
è la catena che abbiamo adesso finito di montare, che è collegata al telaio attraverso due piantoni, e questo è molto importante perché quando abbiamo il rimorchio pieno, ovviamente il peso tende ad andare verso l'esterno, ad appoggiarsi ai sostegni, che in questo caso sono altro che le sponde, e questo sistema tende a mantenere tutto il carico all'interno appunto del rimorchio, senza il rischio che si possa, diciamo, aprire tutte le sponde. Ecco, questo è proprio il supporto che tiene appunto collegata la catena al telaio, e ovviamente si può notare come in questo caso è proprio ancorato al pianale, quindi al telaio portante, alla parte principale del rimorchio, e questo ci consente di avere maggiore sicurezza, maggiore tranquillità a portare in giro questi rimorchi. Adesso abbiamo inclinato di nuovo il pianale in modo tale da avvicinare, diciamo, la parte posteriore del cassone al terreno, perché là dietro dobbiamo andare ad attaccare la seconda sponda che avevamo staccato per motivi operativi nostri, per fare altri lavori. In questo caso andiamo ad attaccarla, così poi possiamo proseguire con il posizionamento del telone. In tasca sono le cose. Adesso inseriamo il fermo con la sua coppiglia. Ecco, stiamo ultimando le operazioni per fissare il nylon. Ci manca questo angolo qua da sistemare, vedete com'è un po' ancora in disordine, e poi dare una controllata che siamo tutti a posto. Allora, adesso abbiamo finito di sistemare il telo alimentare appunto per il trasporto dell'uva, e abbiamo anche legato un po' le estremità laterali al telaio, diciamo, ecco, alle sponde del rimorchio, in modo tale che sia pronto. Concludiamo qua questo video. Faremo un video settimana prossima con altri contenuti sui preparativi della vendemmia, altrimenti questo diventa un video anche un po' troppo lungo probabilmente. Come ogni venerdì vi lasciamo qui in fondo alcune schede, in modo tale che potete recuperare magari qualche video se ve lo siete persi. Iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo il prossimo venerdì.